gentili telespettatori, ben ritrovati. In questa nuova puntata vi racconteremo nuove storie di talento e di coraggio. Chi è stato capace di creare qualcosa dal nulla? Di quelli che hanno rischiato e ad ogni caduta si sono rialzati più forti di prima. Sì, perché è così che funziona. Altrimenti non farai mai la differenza. Benvenuti con noi in viaggio tra il commercio di San Giorgio delle Pertiche. Sindaco, buongiorno. Ciao Ida, ben trovata, bentornata a San Giorgio delle Pertiche. Grazie, come stai? Molto bene, sempre un piacere tornare qua. Ma questa volta è una veste diversa. San Giorgio delle Pertiche e il suo commercio, da sempre importante. È un territorio sicuramente frizzante, un territorio ricco di tante attività commerciali, di tante anche piccole eccellenze che avrai l'opportunità di scoprire, di peculiarità, insomma di cose molto curiose, ma soprattutto ricco di grandi famiglie, di grande tradizione commerciale, quindi di tante persone che negli anni hanno saputo tramandarsi questo spirito di iniziativa imprenditoriale, hanno saputo affrontare grandi sfide e vincerle grazie appunto a questa capacità, a questa tenacia che è propria del DNA del nostro territorio. Facciamo un passo indietro nel tempo. Il commercio qui parte nella notte dei tempi con l'antica fiera di Arsego. Beh, assolutamente, la fiera di Arsego è la manifestazione per eccellenza del nostro territorio e porta con sé ovviamente una grande tradizione di rapporti commerciali. Ecco, e credo che questo nel corso della storia abbia influito e abbia in maniera proprio positiva lasciato una traccia indelebile che appunto rende il nostro territorio ricco di iniziative commerciali molto interessanti. Abbiamo parlato di storia e diverse sono le attività che hanno ricevuto il riconoscimento da parte della Regione Veneta come attività storiche del Veneto. Beh, assolutamente, noi possiamo vantare davvero attività di tutti i tipi, ma anche attività storiche che vengono tramandate, quindi i mestieri di una volta, come può essere quello del calzolaio che poi andrai a visitare, quindi insomma davvero un territorio ricco di impresa. Sindaco, storie nuove ed antiche da portare nelle case dei nostri telespettatori, anche per avere un input per i nostri giovani. Assolutamente sì, e quindi buon viaggio alla scoperta della rete commerciale, della rete commerciale locale del nostro comune. E viaggio sia! Il posto storico per eccellenza, proprio davanti alla chiesa di Arsego, non poteva che essere la bottega di Franco. È il caso è. Il papà ha rilevato l'attività a metà anni 50, al rientro dal militare, dopo aver fatto per tanti anni il ragazzo di bottega Santa Giustina in Colle. È stata una grande soddisfazione per lui raggiungere il traguardo dei 40 anni di attività, celebrati dal riconoscimento di negozio storico da parte della Fondazione Negozi Storici della provincia di Padova. Il papà era un gran lavoratore e grande maestro di vita per i suoi figli, vero Franco? È vero. Se ho imparato qualcosa, l'ho imparato solo da lui. Pure tante parole, però adesso sono buone. Diceva sempre, per imparare a lavorare ci vuole la buona volontà di guardare, se non c'è quello non c'è niente. Franco, qua dentro si respira però ancora aria di altri tempi. Perché diciamo che lavoriamo ancora con tanta generazione, diciamo, dietro, perché la generazione oggi come oggi, io sono convinto che puntano più sul mercato o altre cose, però abbiamo ancora generazioni di genitori che ci servono con la fiducia. Ma diciamo che noi siamo abituati che se io il nostro cliente che diciamo 2 etti di cotto, non dice dammi quello che vuoi, il solito, per cui già abbiamo la fiducia su quello che mi chiedono. Esatto, hanno la fiducia. Ed è vero che questo è un luogo di incontro dove diventate tutti amici, anzi siete tutti amici, tutti una grande famiglia. È un lavoro che ci piace, abbiamo gente di soddisfazione, per cui dando riceviamo anche. Ma il cliente per lei è un cliente o chi è? No, quasi di più.
qualcosa di più del cliente. Perché se il negozio va avanti, non va avanti con la buona voglia, va avanti anche con la fiducia che danno i clienti. Dentro un casoin si trova di tutto. Partiamo dai formaggi, mamma che dalla buoni, gastronomia, sì, dagli insaccati, e dopo diciamo che... E lei fa anche i classici panini, vero? Beh, Doppi panini. quelli non mancano mai. Non mancano mai. Non mancano mai. Ma non solo. È un piccolo supermercato, si può dire così. Un mini. Un mini supermercato. Tutto pieno, tutto imbottito, sì, ma per sì, accontentare tutti i vostri clienti. Questo negozio sta andando avanti grazie ai miei clienti e la fiducia che ci danno. Grazie di tutto. L'attività del calzolaio, un antico mestiere che sta scomparendo, ma non in questo caso, dove la passione è stata ereditata dal papà, partito nel 1960. Ed eccolo il signor Silvio Schievano, che da noi viene chiamato El Scarparo. Silvio, si dice, fai il lavoro che ti piace, non lavorerai mai un solo giorno della tua vita, ed è proprio così. Questo proprio più così. che un lavoro, che Sì, cos'è? questa è una passione, diciamo, ereditata dal papà. Cosa vuol dire fare il calzolaio? Vuol dire prendere una cosa vecchia e ridargli nuova vita. Esatto, vuol dire ristrutturare, chiamiamolo così, diciamo, una calzatura in disuso e metterla a nuovo il più possibile. Ma nel tempo è cambiato questo lavoro, ha avuto degli alti e dei bassi. Adesso senz'altro è cambiato, adesso si lavora più con le sneak, con le giniche, quindi più di incollaggio. Sai Ida, io sono andato anche nella Riviera del Brenta da maestri calzatorieri a imparare l'arte, e un mio maestro diceva una cosa: ricordati Silvio che quando uno lavora con le mani è un lavoratore, quando lavora con le mani e la testa è un artigiano, ma quando uno lavora con le mani, con la testa e il cuore è un artista. Con la sua botteghetta del giusto scarpe per passare poi alla bottega vera e propria di vendita di scarpe. Beh, sinceramente siamo andati sempre a pari passo, cioè quando abbiamo aperto il negozio, quando ha aperto mio papà, diciamo, il negozio di riparatore, ha aperto anche il negozio di... Il cliente che arriva comunque non è solo un cliente, è un amico da consigliare. È un amico da è vero, è un amico da consigliare. Difatti sono negozi ancora, diciamo, improntati sullo stile di una volta. Se entra di là nel negozio, le scarpe non sono in mostra, quindi siamo noi che le tiriamo fuori, che le proponiamo. Certo, e le proponete in Esatto. virtù del vostro cliente. Esatto, questo sì. Il Questa è questo una la grande fiducia, esperienza sì, del che si cliente. trova solo sui negozi di quartiere. Lei la mente creativa, lui il braccio. Marito e moglie, partiti negli anni '80 da un garage di casa in centro ad Arsego. Atmosfera d'arredo. Era il 1987 e a Fabio viene una grande idea, vero Fabio? Eh sì, dopo un po' di anni trascorsi da vari artigiani che ho incominciato a costruire dei divani tutti su misura, ho detto perché non provare a mettermi in proprio? Ero già sposato e con una bambina, il rischio era parecchio alto e sono partito in un piccolo garage di casa. La gente che aveva il divano vecchio e che voleva recuperarlo, perché non c'erano tanti soldi in giro, io portavo a casa il divano vecchio e incominciavo a mettergli le mani, cambiavo il tessuto, cambiavo la gomma, il cuscino e così accontentavo bene i nostri clienti. Di lì il passo è stato breve perché poi tu incontri chi? Incontro Il tuo braccio creativo. il mio braccio destro, mia moglie Michela. Michela, sì. La casa è l'ambiente che ci definisce, che emana la luce di noi donne. Noi vestiamo le nostre case con tessuti soprattutto italiani, tutto confezionato su misura e a seconda anche della necessità e delle richieste che hanno i nostri clienti. Sì. Quali sono le richieste? Una donna arriva da te e dice personalizza la mia casa. Principalmente la cosa che chiede per prima è la praticità.
Tessuti innovativi, che non si stirano, che si lavino in lavatrice senza... ma che non perdano la loro eleganza e il loro design, naturalmente. Certamente, dopo là entriamo proprio con il discorso della confezione. Ti portano una casa nuda e tu la vesti. Esattamente. E a te viene spontaneo. Sì. Cos'è che provi quando vedi la tua casa o la casa del tuo cliente vestita a festa? E soprattutto la soddisfazione del cliente. Sì, la soddisfazione del cliente e anche la mia soddisfazione è reciproca, e soprattutto anche la soddisfazione di quando il cliente ti dice sì, sono proprio contento del lavoro che mi hai fatto. Come definiresti il tuo lavoro? Arte, con una parola semplice, arte. È quasi mezzogiorno e il nostro viaggio continua. Sì, ma prima ci fermiamo all'antica trattoria da Amedeo. Pensate, una storia da raccontare partita nei primi anni del Novecento. Il signor Amedeo Munaro, da cui il locale prende il nome, era già famoso quando da giovanotto andava a cucinare per le case dove si festeggiavano i matrimoni. Grande appassionato di cavalli, portava le pentole e tutti gli attrezzi per il lavoro di cuoco con un carretto trainato dal suo cavallo personale. Da ricordare è il famoso galletto cucinato da lui in Villa Camerini a Piazzola sul Brenta. Amedeo fu richiesto personalmente dal proprietario della villa, il signor Meneghini. Al pranzo vi partecipò la moglie del signor Meneghini e la famosissima Maria Callas. Ai giorni nostri l'attività è gestita dalle figlie Marinevi e Katiuscia, che con la professionalità che le contraddistingue portano avanti con orgoglio la cucina veneta casalinga, insegnatogli dai propri genitori, che alla cucina hanno dedicato tutta la loro vita. Ed eccole Katiuscia e Marinevi. Buongiorno. Buongiorno, piacere. Le figlie di Amedeo. Una Munaro. storia partita quando? Che mio nonno è nato in questa casa nel 1881, il 5 di maggio. Mio nonno faceva il catering, quello che si fa adesso per le famiglie. Mio nonno delega a mio papà, ha continuato fino ai giorni nostri che ci siamo noi figli, che io sono la primogenita di 5 figli. Qui abbiamo anche tante belle foto, tanti bei ricordi. Sì. Partiamo da questa foto veramente vecchia. Chi era? Il nonno, Mio nonno. Munaro Umberto, Era il nonno. papà di mio papà. Qua ci troviamo al centro del paese, vediamo qui l'asilo tuttora esistente e a fianco a qui, dove che adesso abbiamo una banca, mio nonno si metteva per vendere gastronomia. Lui faceva gastronomia di quei tempi, la trippa alla parmigiana, i fegatini e i duroni di pollo che magari bevevano assieme un bicchiere di vino, il baccalà e le grigliate E di quel tempo. Ma tutti i piatti che servite ancora anche al giorno d'oggi? Sì, sicuramente sì. Io non ho una nouvelle cuisine, io ho una cucina vintage, io sono casereccia. Benissimo. E poi qua abbiamo due ricordi veramente importanti, eccoli qua. Questo? Della forchetta d'oro che ci è stato premiato. E qui Katiuscia, storia di un grande passato, ma detentrici anche di un grande presente e di un grande futuro. Il nostro primo viaggio tra le attività di San Giorgio delle Pertiche, Arsego e Cavino solo per ora finisce qui. Sì, perché noi ci vediamo alla prossima puntata di Itinerari del Commercio. Buona serata.